Bentrovati su Cittadella la radio alle 8:21. Un kiss vogliamo darlo a Roberta Chiurlia che è in collegamento con noi, una tarantina che fa parlare di Taranto in modo estremamente positivo in giro per il mondo, è una dei 16 arbitri migliori al mondo di judo e vola ai Giochi di Parigi 2024. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, grazie per l'invito, grazie. Allora Roberta, ci racconti la tua storia? Tu sei figlia d'arte innanzitutto, come sei arrivata sul tetto del mondo, come si suol dire in questi casi? Il percorso è stato abbastanza veloce all'inizio perché dopo soli 3 anni dalla mia prima gara nel circuito internazionale sono stata selezionata per le Olimpiadi di Tokyo. Anche se poi, come tutti sappiamo, purtroppo si è protratta di un anno l'attesa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì. Poi insomma è proseguito nei successivi 3 anni perché il ciclo olimpico, piuttosto che durare 4 anni, è durato 3 anni, sempre a causa degli effetti del Covid, e quindi ci ritroviamo qui questa volta con una responsabilità maggiore, perché la prima volta è stata in attesa e quindi c'era un po' di sana incoscienza. Questa volta è un po' diverso, ma allo stesso tempo bello. Tu insomma sei passata da praticarlo questo sport poi a diventare arbitro, perché questa scelta? È stata una scelta naturale perché nonostante abbia avuto dei risultati a livello nazionale, comunque per poter far parte poi della nazionale, ad aspirare ad un'Olimpiade come atleta, devi avere degli standard molto, molto elevati, e a quel tempo c'erano degli atleti davvero di rilievo nella mia categoria che poi hanno avuto dei risultati eccezionali a livello anche olimpico, per cui ho deciso comunque di rimanere in quest'ambito, e la cosa che più mi faceva avvertire le stesse sensazioni dell'essere agonista era quello di arbitrare, quindi essere a contatto con gli atleti e proseguire il mio percorso da un altro punto di vista, ecco. Quando si pensa agli arbitri non si pensa mai agli allenamenti, anche gli arbitri si allenano, giusto? Sì. Sì, perché comunque lo devi fare per il rispetto, per l'importanza che rivesti, che il ruolo insomma richiede, e devi essere sempre pronto a capire quali che sono le nuove situazioni e le nuove esecuzioni tecniche degli atleti, quindi devi essere sempre al passo con i tempi, e oltre ad un allenamento fisico c'è anche un forte studio, una costanza nell'essere pronti all'analisi video, ripeto, allo studio delle situazioni che ti devono rendere più sicuro al momento della decisione. Qual è la cosa più difficile e invece quella che ti dà maggiore soddisfazione? Cercare di essere il più tranquillo possibile durante le competizioni, di isolarti quanto più possibile da tutto ciò che è il contesto, di pensare solo agli atleti, a quello che stanno facendo, perché sono loro la cosa più importante. Così come lo facciamo noi, fanno tantissimi sacrifici, anche le loro famiglie sono sempre al loro fianco, e quindi per il rispetto nei loro confronti devi essere sempre pronto. Quindi questa è la cosa sicuramente che ti dà maggiore difficoltà, nel senso che è il senso di responsabilità del ruolo che hai. Il senso della responsabilità, ma anche, ripeto, quello di essere sempre lucido, di non farsi condizionare da nessuna situazione contingente, di essere lì solo per aiutarli a fare quello che stanno facendo. Ma quando sei in giro per il mondo ti capita di fare da ambasciatrice della nostra città, di raccontarla o no? A dire il vero, ovviamente in maniera ufficiale non mi è mai successo, però con i miei colleghi, attraverso per fortuna ora la tecnologia ci aiuta in questo, facendo vedere i video, comunque parlando delle nostre storie, delle nostre famiglie, va in automatico poi far vedere anche il posto in cui vivi, ovviamente tutti apprezzano le bellezze della nostra città. Anche se molte volte noi non riusciamo a valorizzarla al meglio, però io cerco di farla conoscere il più possibile. Che cosa ti auguri per questi Giochi di Parigi prossimi? Di mantenere la tranquillità, la lucidità, di fare al meglio il mio lavoro,
e di essere pronta per gli atleti, perché loro veramente ci stanno dedicando tanto a questa competizione, che per gli sport come il nostro, per le discipline come il nostro, continua a rappresentare l'evento più importante della vita di ogni atleta che partecipa, e quindi anche della nostra, degli altri. Quando si svolgeranno? E le gare di judo si svolgeranno dal 27 luglio al 3 di agosto. Noi abbiamo 7 giorni di competizione individuale ed una squadra. E ovviamente la Francia è una delle nazioni ai vertici mondiali, e il pubblico sarà farà da padrone, quindi, certo. sì, quindi soprattutto nella competizione a squadre, che per noi, per il nostro sport, si svolge nella modalità della squadra mista, quindi ci sono 3 categorie femminili e 3 maschili, ed è anche molto bello, molto attrattivo per questo. E allora, grazie per essere stata con noi. Tra l'altro ricordo che tu hai vinto il premio di miglior arbitro donna d'Europa nel 2017, 2018, 2019 e 2023, quindi per 4 anni. Complimenti davvero per i tuoi successi, e grazie per essere stata con noi. Grazie per l'invito, grazie.